Un antipasto di quello che sarà anche in campionato, un nuovo capitolo della Coppa inizia in mezzo alla settimana dove le fatiche si fanno sentire di più. Amici di Lo Calcio nel Saluto da Salvo Geraci, benvenuti al Nino Lobue di San Giovanni Gemini, provincia di Agrigento, Gemini Aspra. Iniziano gli ottavi di finale della Coppa Sicilia di prima categoria, questa è la gara di andata. La prende Vitrano, manda a correre Imesi che già in area di rigore, Imesi mette dentro il tocco sotto porta e la respinta, ottima di Francesco Schifano, prima occasione del match. Barbera riceve, si allunga il pallone contro Salvatore Schifano, avanza ancora Barbera, rientra sul sinistro il tiro di Barbera, palo rete, l'Aspra passa in vantaggio con Mattia Barbera 1-0. Azione personale di Mattia Barbera che si è fatto mezzo campo e ha battuto così Francesco Schifano, torna al gol. La battuta della punizione con Vincenzo Rina sul secondo palo, il colpo di testa e arriva la rete del pareggio con il gol di Salvatore Schifano 1-1. Il pareggio del Gemini quasi inaspettato dopo ciò che è successo, ma Salvatore Schifano rimette tutto in parità. Imesi qui sbaglia, allora riparte il Gemini, l'apertura di Fame, allarga per Scavetto, affronta Imesi, ne rientra il fallo non fischiato dall'arbitro, si continua, la caduta a terra in mezzo all'area di rigore in direzione Palazzo, il tempo di appoggiare e mettere dentro il pallone sul secondo palo. Barbera alto, Amato per Cascione, lo attacca Fame, pallone a centrocampo, Barbera prova ad allargare, ci riesce su Giovanni D'Amico, può correre palla al piede, Giovanni D'Amico dal limite calcia troppo forte, il pallone va alto, tutti in mezzo, fischia dita. Il pallone lungo di Salvatore Schifano, Cascione, super intervento, pallone che sta finendo in porta. Barbera lotta con Salvatore Schifano, l'apertura di Marguglia in profondità, c'è Palazzo dal limite dell'area, Palazzo davanti il portiere, lo scavetto di Palazzo, anche questo va fuori. Volpe gira su Lio, appena entrato Fame, potrebbe avere la possibilità, destro di Fame, esce di poco l'occasione, la prima per Sering Fame. L'Aspra è rimasto così con questi 11 dal primo minuto, il palleggio e il lancio profondo di Volpe a cercare Barbera che scatta, si allunga il pallone, ancora Mattia Barbera pressato da tre avversari, Mattia Barbera entra in area, rientro sul destro, Mattia Barbera ha fatto tutto da solo, super gol di Mattia Barbera, è arrivato il secondo gol per Mattia Barbera, l'Aspra si riporta avanti, sarà Vitrano a battere il destro, rientrare sotto porta Palazzo ad un passo dallo stacco di testa. Parte il suo pallone sul secondo palo, stacca Gaio e la presa di Francesco Schifano, spazza via Amato e c'è il triplice fischio dell'arbitro, vince l'Aspra questo primo round degli ottavi di finale di Coppa Sicilia di prima categoria 2-1 a San Giovanni Gemini.